Allora, possiamo cominciare. Io non avrò molte foto da farvi vedere questa sera, ma vorrei partire da un documento che mi è stato inviato da Tommaso Panunzio, che è un iscritto all'Uni3 di Sciacca, quindi Agrigento. Siamo all'altro capo dello stivale, che si riferisce appunto diciamo, alla sua vicenda personale, ma quella di suo nonno, e si collega al ragionamento che facevamo la volta scorsa sull'interscambio fra Italia e Austria-Ungheria per quanto riguardava il trasferimento, il lavoro, quindi se c'erano cittadini italiani che venivano nelle nostre terre o se cittadini delle nostre terre che si trasferivano in Italia. Questo è il passaporto che il prefetto di Bari concede a Russo Nicola, che era il nonno di parte materna del nostro socio di Sciacca. E questo passaporto, infatti, come c'è scritto qui, dice: il ministro per gli affari esteri prega le autorità civili e militari di Sua Maestà e delle potenze amiche ed alleate di lasciare liberamente passare Russo Nicola Fudomenico, che si reca a Trieste, Austria, per lavorare. Quindi è del 17 ottobre 1898, quindi era un passaporto che permetteva al lavoratore di venire a lavorare in queste terre. Naturalmente, come si diceva l'altra volta, dobbiamo tenere conto delle condizioni economiche dell'Italia della fine dell'Ottocento e dell'impero d'Austria e anche dell'impero tedesco. Indubbiamente Austria e Germania erano due paesi economicamente indubbiamente molto più evoluti, e dall'Italia c'era un flusso migratorio che andava verso quel paese, quindi verso la Germania, la Svizzera, l'Austria, e c'era un flusso migratorio che arrivava anche nel litorale. Soprattutto dobbiamo tenere conto Trieste, perché Trieste era il porto, erano le attività economiche, quindi c'era molta possibilità di trovare lavoro in quella città. Quindi c'era un afflusso di quelli che venivano chiamati i regnicoli, no? Cioè cittadini italiani che diciamo un po' venivano canzonati e diciamo chiamati regnicoli, perché provenivano dal regno, mentre qui alla fine del secolo era un impero, quello austro-ungarico. E questo ragionamento appunto mi permetteva di fare un po' un salto indietro oggi, dicendo che di questi casi ce n'erano molti. Naturalmente la contea principesca era un territorio piuttosto povero, abbiamo visto, viveva soprattutto di agricoltura, e fino alla costruzione del cantiere diciamo attirava ben pochi emigranti. Anzi, questo territorio, come abbiamo detto, era meta cioè era un territorio da cui molti se ne andavano, soprattutto i contadini, che però non emigravano in Italia, perché ovviamente non avrebbero trovato lavoro, ma andavano in Sud America, quindi Argentina, Brasile, come abbiamo visto tempo addietro. Quindi se da queste terre ci si muoveva anche verso l'Austria, verso la Germania, perché c'erano molti lavoratori di queste zone che andavano a lavorare a Vienna, che andavano a lavorare in Germania, vuoi come lavoratori stagionali, ma anche come lavoratori che si fermavano e mettevano casa anche là. Quindi diciamo da queste terre si emigrava. E volevo appunto parlarvi di Alfredo Callini. Alfredo Callini sarà il primo presidente della Cassa Malati il primo presidente socialista della Cassa Malati di Gorizia. Questo Alfredo Callini era un romano, proprio romano di Roma,
che aveva, fra i vari lavori che aveva fatto a Roma, aveva fatto quello del tipografo. E a 20 anni, quindi siamo nel 1900, emigra e va a Rovereto, quindi in Trentino, quindi anche lì impero austro-ungarico. E lì entra in contatto col movimento socialista, addirittura conosce il deputato Cesare Battisti, non era ancora deputato, ma comunque diciamo diventa socialista, e dal Trentino poi dopo si trasferisce prima a Pola, poi a Trieste, e nel 1907 arriva a Gorizia, dove trova lavoro in una tipografia, e lui è l'artefice praticamente dell'organizzazione sindacato di quelli che lavoravano nelle tipografie goriziane, e nel 1909 viene candidato nella componente operaia al consiglio di amministrazione della Cassa Malati. Come sapete, la Cassa Malati era un organo che si autogestiva, nel senso che ogni 3 anni c'erano le elezioni, 2/3 erano degli eletti nel consiglio di amministrazione, venivano presentati dagli operai, 1/3 veniva presentato dai datori di lavoro, in quanto le trattenute per la Cassa Malati venivano fatte nella misura di 2/3 dai lavoratori, e da 1/3 veniva integrato dal datore di lavoro. Quindi la Cassa Malati si amministrava con l'elezione diretta dei lavoratori e dei datori di lavoro. E nel 1909 per la prima volta i socialisti, diciamo la componente socialista dei rappresentanti dei lavoratori, conquista la maggioranza, e quindi Callini diventa il primo presidente della Cassa Malati di Gorizia, socialista. Fino a quel momento la Cassa Malati era gestita fino al 1909 diciamo da forze liberali nazionali, quindi legati più che altro ai rappresentanti dei datori di lavoro. E Callini ricoprirà questa carica fino al 1922, quando l'avevamo visto l'anno scorso, ma comunque lo vedremo anche quest'anno, le casse a Malati vengono sciolte dalle squadre fasciste, quindi fino a quel momento sarà direttore della cassa a Malati. Per ripetervi un dato che l'avevo già detto, quando nei mesi che precedono lo scoppio della prima guerra mondiale, quindi 1915, il governo austriaco decide di cacciare dal litorale tutti gli immigrati italiani, in quanto potevano diventare i nemici in caso di guerra. E si calcola, perlomeno questi dati che vengono riportati, siano stati quasi 50.000 i regnicoli, cioè i cittadini italiani che erano venuti a lavorare nel litorale, che vengono espulsi dal litorale nel 1915, mesi prima o giorni prima addirittura dello scoppio della guerra. Quindi c'era un afflusso di manodopera italiana nel litorale, ma che andava soprattutto a Trieste. Però così ragionando su questa richiesta che mi era stata fatta l'altra volta, su questa particolarità, andando un po' indietro nel tempo, c'era nella contea, affluivano dei lavoratori stagionali che venivano assunti in modo particolare nelle filande di seta. Le filande di seta erano queste fabbriche
che però garantivano, era un lavoro stagionale praticamente, perché si filava la seta fino a che c'erano i bozzoli, finivano i bozzoli, era finito il lavoro. E diversi di questi proprietari di filande, adesso vi farò due casi, favorivano l'assunzione di personale italiano, straniero, fra virgolette. Perché questo? Perché il personale straniero, diciamo, intanto era più, loro lo consideravano più mansueto, nel senso che non protestava per le ingiustizie che subiva, accettava condizioni di lavoro più pesanti, non era praticamente protetto dalla legislazione austriaca, essendo straniero. E inoltre costava di meno, anche perché nelle fabbriche, nei luoghi di lavoro, era obbligatorio l'iscrizione alla cassa malati, quindi il lavoratore doveva essere iscritto alla cassa, per legge alla cassa malati, ma questo ovviamente costava al datore di lavoro, perché partecipava per un terzo al finanziamento. Però nei confronti dei lavoratori stranieri questo obbligo non c'era. Era solamente volontario, ma ovviamente gli stipendi erano quelli che erano, quindi anche il lavoratore straniero che doveva lavorare per un periodo limitato in una filanda non richiedeva l'assicurazione, quindi gli conveniva, perché non doveva versare delle quote, e al proprietario conveniva assumere questo tipo di lavoratore perché in qualche misura lavorava di meno. Allora, andando indietro così, pensavo di citarvi proprio due episodi che evidenziano come la storia si ripete in maniera così, nonostante quello che succede, non si impara mai da quello che succede, perché in pratica queste lavoratrici che provenivano dall'Italia venivano in certo qual modo assoldate da quelli che oggi noi chiamiamo i caporali. Situazione che si ripete tutt'oggi in Italia a distanza di 100 anni e più. Nella filanda di Alfredo Lenassi era un filandiere di Gorizia, o da non confondersi con un altro Lenassi, Oddone Lenassi, cioè i goriziani conoscono l'istituto Lenassi, che era un istituto per ragazzi orfani oppure abbandonati. Dunque Oddone Lenassi, anche lui era un industriale, possedeva anche lui una filanda, però la possedeva a Salcano, era uno dei maggiori esponenti della Camera di Commercio di Gorizia, era il direttore delle aziende municipalizzate, quindi era un personaggio che era ricco di famiglia, anche lui ricco, e che lasciò tutto il patrimonio, il proprio patrimonio immobiliare, appunto a favore di questo collegio, che diventerà poi dopo la fondazione Lenassi, eccetera. Quindi questo era uno. Alfredo Lenassi invece era un altro Lenassi, che era un esponente del Partito Liberal Nazionale, era consigliere comunale, era stato eletto anche al Parlamento di Vienna prima del 1907, se vi ricordate, le elezioni avvenivano per censo, quindi lui era il rappresentante del grande possesso, quindi era un industriale che veniva eletto dai rappresentanti del grande possesso. Quindi era consigliere comunale ed era membro del Parlamento di Vienna. Ecco, vi faccio vedere questo invece. C'è questa targa che si trova al comune di Gorizia, in cui viene riconosciuto ad Alfredo Lenassi, penso riusciate a leggere, eccolo, che era appunto deputato al Parlamento di Vienna e consigliere comunale anche per molti anni, quindi per oltre 20 anni
era nato... Scusi, ma non vediamo niente. Non vediamo? Scusate, anche prima non l'avete visto allora? Esatto. Pensavamo privacy. No, nessuna privacy, infatti mi aveva concesso, scusatemi, ma io davo per scontato che si potesse vedere. Allora, facciamo un passo indietro. Questo era, adesso lo vedete? Dunque, adesso allarghiamo ancora un po', che così si vede ancora un po' meglio. Un po' più grande. Eccolo. Dopo, se no si sfoca tutto. Ecco, questo è praticamente il passaporto, no? Infatti c'è scritto: il ministro per gli affari esteri prega le autorità civili e militari di Sua Maestà e delle potenze amiche ed alleate di lasciare liberamente passare Russi Nicola Fudomenico, che si reca a Trieste, Austria, per lavorare. Ed è un documento rilasciato nel 17 di ottobre 1898 dal prefetto di Bari, diciamo in rappresentanza del ministro degli affari esteri. Quindi è un documento, il passaporto, che permetteva quindi di girare e di entrare in Austria, quindi a sottolineare come ci fosse questa emigrazione nei confronti, cioè verso il litorale dall'Italia. Questo invece, eccolo qui, è il comune di Gorizia, che dedica questa targa ad Alfredo Lenassi, appunto deputato italiano al Parlamento di Vienna, consigliere comunale per 20 anni, quindi dal 1882 al 1904, quindi e tra parentesi lui era appunto di Krenovizza, che si trova vicino a Postumia, e verrà prima dello scoppio della guerra internato in Austria e morirà proprio in un campo di internamento austriaco, proprio perché era filo italiano, quindi un liberale nazionale, come abbiamo visto tutti coloro che venivano considerati possibili nemici dell'impero austro-ungarico durante la guerra venivano internati. Infatti i regnicoli verranno espulsi dall'Italia, ma si calcola che siano stati quasi 3.000 i regnicoli che saranno, che non riusciranno a varcare il confine, che quindi verranno presi e inviati nei campi di internamento in Austria, prima appunto dello scoppio della guerra con l'Italia. Quindi c'era un numero abbastanza elevato di emigranti italiani in Austria, quindi anche in queste terre. Allora, tornando a Lenassi, perché conveniva, cioè per tutte le ragioni che dicevo prima, conveniva assumere queste persone che arrivavano da fuori, queste persone straniere? Allora, c'è un episodio, siamo il 15 luglio del 1890, quindi siamo alla fine dell'Ottocento, e nella filanda Lenassi di Gorizia lavoravano circa 180 operaie ed erano quasi tutte straniere. Provenivano dalla zona di Gemona, quindi erano state assunte in quella zona, quindi il Friuli centrale, centro-settentrionale. E queste donne lavoravano 14 ore al giorno, dalle 4:30 del mattino alle 20 della sera. Questi dati sono stati trovati non solo da informazioni da articoli di giornale, ma anche, vedremo, dalla relazione che su questa fabbrica verrà fatta dal medico del comune di Gorizia, Aaron Luzzatto. Vediamo poi dopo che cosa succederà. Quindi lavoravano 14 ore
quindi dalle 4 di mattina alle 20 alla sera, con 3 brevi intervalli di mezz'ora. E questo nonostante la legge austriaca prevedesse un massimo di 12 ore lavorative giornaliere e nonostante nel regolamento dello stabilimento fosse scritto a chiare lettere che il lavoro era di 12 ore al giorno. E queste ragazze, perché erano soprattutto giovanissime, come in tutte le filande del resto, venivano ospitate nel dormitorio della filanda e pagavano una specie di affitto e pagavano anche per la minestra che veniva preparata dall'azienda a mezzogiorno, quindi avevano diritto a una minestra sempre a pagamento e un posto letto e anche alla sera un po' di legna per far fuoco nelle stufe, quindi per scaldare magari quello che avevano comprato per mangiare alla sera. E inoltre avevano nel contratto avevano il viaggio gratuito in treno da Udine a Gorizia, andata e ritorno, Udine a Gorizia, quindi garantiva il proprietario, garantiva questo trasporto gratuito. E quindi si vede che le condizioni di vita erano talmente dure, di lavoro erano talmente dure, che queste ragazze, queste donne praticamente scendono in sciopero, si rifiutano di lavorare, protestando perché non lavoravano 14 ore, contrariamente a quanto diceva la legge, e naturalmente protestavano anche per i bassi salari. Questo fatto, quindi essendo in sciopero, viene a conoscenza immediata del podestà di Gorizia, siamo nel 1890, e protagonisti di uno sciopero sono tra parentesi delle donne, quindi un fatto ancora più emblematico. E quindi interviene il podestà, va in filanda, convince le donne a riprendere il lavoro, però in cambio promette di far avviare una indagine sulle condizioni di vita all'interno della filanda e le affida appunto a questo medico che era anche un luminare, questo Aaron Luzzatto di origine ebraica. La figlia infatti sarà una delle deportate del novembre del 43, morirà ad Auschwitz. Quindi questo Luzzatto stila questa relazione che è interessantissima da leggere e effettivamente denuncia le situazioni veramente drammatiche in cui vivevano e lavoravano queste donne. Lui infatti parla che definisce i dormitori come antigenici, perché dice le 159 operaie ospitate, quindi sappiamo che c'erano 159 operaie nei dormitori della fabbrica, dormono in 2 per letto, dice lui. Le camerate ospitano fino a 36 donne, ciascuna camerata, e gli ambienti sono umidi, le pareti sono sporche e gli stanzoni, le stanze dove dormono queste donne, sono ubicati sopra i letamai scoperti, come si sa, nelle filande, diciamo, i resti della lavorazione venivano buttati in questi letamai, quindi diceva c'era anche una certa puzza. Inoltre i gabinetti, secondo il medico, erano maleodoranti e senza porte. E mancava quindi anche la reazione delle stanze, in quanto i letti a castello erano talmente diciamo quasi appoggiati l'uno all'altro che non rimaneva nemmeno, cioè che le finestre non potevano, che erano finestre che si aprivano dall'interno, non potevano nemmeno essere aperte. E quindi il medico conclude questa relazione sottolineando il fatto che ci sarebbe stato pericolo di diffusione di malattie e di contagi non solo all'interno dello stabilimento, ma anche in città. Per cui diciamo questa relazione produce un effetto immediato. Naturalmente
il proprietario viene chiamato dal podestà a rispondere di queste cose che avvenivano in fabbrica e soprattutto di rispondere del fatto che si lavorasse 14 ore. Naturalmente l'ENASSI nega tutto quanto questo e anzi pretende dalle lavoratrici delle scuse formali e altrimenti le avrebbe licenziate, avrebbe chiuso l'attività della fabbrica e le avrebbe licenziate. Com'è che va a finire la cosa? Che alla fin fine queste donne che si trovavano lì per alcuni mesi subiscono un po' il ricatto, riprendono il lavoro, in cambio però il podestà riesce ad ottenere la riduzione dell'orario di lavoro a 12 ore. Interessante, 15 anni dopo, perché a distanza di 15 anni, quindi siamo nel 1905, ci sono alcuni articoli che compaiono sul Lavoratore Socialista di Trieste che parlano della situazione all'interno di questa filanda e denuncia il lavoratore che in filanda si lavorava ancora 13 ore al giorno e contro quindi la legge che nel frattempo si era modificata e non era più il massimo di 12 ore ma era stata ridotta ad 11, quindi la legge austriaca prevedeva un massimo di 11 ore e che non era sostanzialmente cambiato nulla perché le donne continuavano a dormire in 2 per letto e quindi praticamente la minestra era indubbiamente molto aveva poca sostanza e il giornale socialista fa anche una polemica con il proprietario della filanda che era un liberale nazionale e quindi la polemica ironica era questa: comunque si comporta davvero liberal nazionale perché nella sua fabbrica continua ad assumere solamente lavoratori italiani, naturalmente aggiungendo che i lavoratori italiani costavano di meno e si potevano trattare peggio. Quindi dà l'idea della convenienza appunto dell'assunzione di questo personale fra virgolette straniero, che di fatti straniero era. La stessa cosa avveniva a Brazzano. A Brazzano, come sapete, c'era un'altra grande filanda, era di proprietà di Naglos, dove lavoravano 200 operaie che per metà erano cittadine austriache e per metà arrivavano appunto da Oltre Iudlo, quindi da Corno di Rosazzo, da San Giovanni, erano ragazze che venivano, soprattutto ragazze giovani, che venivano assunte in quei paesi. E 2 anni dopo, quindi siamo nel 1892, il proprietario aveva assunto un direttore, anche lui della zona, anche lui un direttore italiano, e dà precise disposizioni, quelle di licenziare le cittadine austriache e di favorire l'assunzione di quelle italiane. Il direttore, proprio il 18 novembre del 92, era stato rimproverato dal proprietario perché una partita di seta non era stata filata bene, quindi il direttore, con la scusa di averle sentite dal proprietario, licenzia 5 operaie austriache, dando loro la colpa di aver lavorato male e preannunciando anche alle altre che nell'arco di poco tempo avrebbe sostituito il personale con quello italiano che lavorava meglio e avanti. Il giorno successivo le altre operaie austriache, rendendosi conto che avrebbero perso il lavoro, scendono in sciopero e erano 34 queste operaie, perché c'è appunto un documento in cui queste 34 operaie si rivolgono al podestà di Brazzano per denunciare questo fatto.
e scendono in sciopero è interessante leggere appunto queste informazioni sulla stampa, ma scendono in sciopero per protestare contro il direttore della Filanda che le aveva licenziate, ma soprattutto per protestare contro le compagne italiane. Quindi era una protesta delle lavoratrici della stessa fabbrica che protestavano contro le altre. Quindi la capacità fin da allora di mettere gli uni contro gli altri, insomma, no? Naturalmente di fronte a questo sciopero tutte le 34 operaie vengono licenziate e vengono assunte al loro posto operai che provenivano da Oltrejudrio. Ma è interessante il fatto perché questo episodio provoca, fra virgolette, un caso diplomatico, ma è abbastanza significativo perché che cosa succede? In quei giorni un gruppo di giovani di Brazzano, quindi vanno a far festa come si faceva Oltrejudrio, quindi in Italia, dove ecco, appunto dà anche questa l'idea che effettivamente di qua qualche soldo di più c'era, insomma, eccolo. Vanno a far festa in un'osteria di Corno di Rosazzo, dove trovano altri giovani locali, viene fuori la solita baruffa, interviene la Guardia Regia, che prendono questi giovani e li accompagnano al confine. E mentre questi giovani austriaci, diciamo, di Brazzano attraversano il confine, cominciano a cantare canzoni e improperi contro l'Italia, contro il re, quindi danno vita ad una specie di manifestazione anti-italiana. Questo episodio viene ripreso dalla Gazzetta di Venezia, che era un giornale diffuso in Friuli. E questa, diciamo, questa notizia viene portata al Parlamento italiano da un deputato udinese, Luigi De Puppi, che interroga il ministro degli esteri, Benedetto Brin, chiedendo quali misure avrebbe messo in piedi per difendere gli interessi nazionali contro questa aggressione da parte dell'impero austro-ungarico. Il ministro rassicura che sarebbero state prese tutte quante le misure necessarie, tanto che verrà contattato il luogotenente del litorale, ci saranno degli scambi diplomatici fra i due paesi. Quindi diciamo un episodio così abbastanza banale che darà vita ad diciamo, a un caso, fra virgolette, diplomatico. Come va a finire la storia delle 34 lavoratrici licenziate? Ecco, qui si vede che le lavoratrici austriache avevano maggiori diritti perché hanno la possibilità di rivolgersi al podestà di Brazzano, al luogotenente imperiale, e quindi si mette in moto tutto quanto una rete un po' protettiva per riuscire a trovare una soluzione. Tra parentesi, il proprietario aveva licenziato tutte le lavoratrici, però non riconosceva, come era stabilito per legge, perché quando diciamo, una dipendente veniva allontanata dal lavoro, il proprietario doveva restituire la caparra, perché c'era anche questa abitudine, la caparra che la lavoratrice, in questo caso, doveva versare all'atto dell'assunzione. Era un po' un modo per garantire la continuità del lavoro. Quindi vengono licenziate e il datore di lavoro, proprio perché il licenziamento era stato causato da questo sciopero, non riconosce il diritto delle operaie ad avere indietro la caparra versata inizialmente. L'intervento delle autorità riesce così a chiudere la vicenda, diciamo accontentando gli uni e gli altri. Le lavoratrici sottoscrivono un atto in cui rinunciano alla caparra versata e in cambio vengono licenziate, ma vengono assunte
nella filanda del fratello, che era la filanda di Cormons. Quindi a Cormons quella volta c'erano 3 filande, 2 erano di proprietà dei fratelli Naglos, una a Brezzano, quindi queste vengono licenziate da Brezzano e vengono assunte a Cormons. Quindi diciamo che la vicenda si risolve in questo modo, contrariamente a quanto era avvenuto prima con le operaie di Gemona, che devono accettare, pur di mantenere il lavoro, le condizioni imposte dal proprietario. Quindi c'era una convenienza da parte dei proprietari di assumere il personale straniero. Ecco, per quello volevo sottolineare questo aspetto: le cose non cambiano a distanza di 100 e rotti anni, no? Perché effettivamente chi è meno tutelato purtroppo è costretto a subire il ricatto dei caporali, essere pagato, eccetera. Quindi diciamo la storia si ripete diciamo in maniera veramente impressionante, no? Effettivamente si impara sempre molto poco dalla storia. Quindi eccolo, concludendo, era appunto per sottolineare il fatto che c'era un'emigrazione italiana in Austria, soprattutto nel litorale di Trieste, ma altrettanto, ecco, per concludere il ragionamento, c'era un'emigrazione che da queste terre andava fuori, ma non andava in Italia, perché effettivamente le condizioni economiche dell'Italia alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, indubbiamente erano molto più, erano peggiori. E siccome soprattutto emigravano i contadini, emigravano in Sud America, dove avevano avuto, fra virgolette, la promessa delle terre, no? Quindi là c'era il governo argentino, quello brasiliano, prometteva il possesso delle terre, anche se poi non era proprio così automatico e scontato. Bene, io mi fermo un attimino qui, vediamo se avete qualche curiosità, richiesta, qualche intervento. Io avevo una domanda, Luciano, sui profughi di guerra. Sì. Noi a San Lorenzo abbiamo avuto i profughi che sono stati mandati a Potendorf, gran parte del paese, da parte degli austriaci. Sì. Però altri del paese sono stati inviati invece in Italia. E volevo capire qual era la discriminante, chi veniva mandato in Austria e chi invece veniva poi inviato dall'Italia, ovviamente dagli italiani. Allora, dunque, la guerra scoppia il 24 maggio e c'è da dire che l'impero austro-ungarico non aveva previsto diciamo, il trasferimento della popolazione in quelle zone che sarebbero stati i campi di battaglia. Per cui quando diciamo, scoppia la guerra il 24 maggio, la gente locale non è che sa cosa fare, quindi non c'è una direttiva precisa, si deve scappare, si deve rimanere lì. Per cui nei vari paesi succedono cose diverse, per cui ad esempio a Cormont non se ne va nessuno o pochissimi verso l'Austria. Invece in molti paesi, tipo per esempio San Lorenzo, ma anche Mossa, anche Lucinico, su consiglio dei parroci, dei podestà, subito scoppiata la guerra si dice tutti andiamo via perché c'è un'invasione, c'è la guerra, e quindi vengono inviati verso l'Austria. Infatti quasi tutti quelli di San Lorenzo andranno proprio a Potendorf, no? Quindi dobbiamo tenere conto dei tempi diversi. La prima avanzata italiana comincia il 24 maggio e arriva fino all'Isonzo. Quindi in queste terre, al di là di quelli che vengono orientati dalle persone che potevano consigliare, quindi che se ne vanno subito, gli altri si trovano in territorio occupato dall'esercito italiano. E quindi quelli che si trovano occupati dall'esercito italiano ovviamente verranno inviati nei campi propri in Italia, proprio perché bisognava sgombrare tutta quanta la zona che poteva essere campo di battaglia oppure diventerà
diciamo immediata retrovia del fronte, per cui nella destra Isonzo i primi che se ne vanno andranno in Austria, come da Gorizia andranno tutti profughi in Austria, proprio perché lì per quasi un anno e mezzo si ferma il fronte. A Monfalcone, nel Monfalconese, avviene una cosa diversa invece, perché il Monfalconese viene occupato dopo, quindi alcuni primi di giugno, adesso non ricordo bene i giorni precisi. Per cui davanti all'avanzata dell'esercito italiano che era arrivato fino all'Isonzo, allora lì c'è la direttiva, l'ordinanza del governo austriaco di mandare nei campi di internamento quelli che si trovavano a Ronchi, a Monfalcone, a Turiaco, tutta la zona della sinistra Isonzo. Quindi in pratica tutta la sinistra Isonzo va profuga in Austria, la destra Isonzo va profuga in Italia, al di là di quelli che nei primi giorni decidono su consiglio di qualcuno di dirigersi verso l'Austria. Quindi questa era un po' la discriminante, eccolo. Infatti noi avremo profughi in Austria e profughi in Italia. Grazie, molto chiaro. Infatti abbiamo visto anche una foto che è proprio esposta, mi pare, nella sala del Consiglio Comunale di San Lorenzo, di San Lorenzo, in cui c'è quella foto in cui ci sono queste 4 o 5 donne con i nomi scritti sopra, li abbiamo visti anche, appunto che erano nel campo profughi di Pottendorf. E infatti San Lorenzo è diciamo gemellato con il comune di Pottendorf, il comune di San Lorenzo, come il comune di Ronchi è gemellato con Vagna, no? Quindi, perché quelli di Ronchi in larga parte furono inviati a Vagna, quindi poi dopo dipendeva anche dalle zone. Ditemi ancora se ci sono richieste. Siamo andati avanti un po', indietro nel tempo, però insomma pensavo fosse interessante approfondire anche questo aspetto. No, è stato molto bello e utile, specialmente questi episodi particolari che riguardavano i lavoratori dell'epoca. Sì, perché effettivamente soprattutto il lavoro nelle filande era un lavoro non solo che, diciamo, come avete visto, 14 ore al giorno, ma non so, io ogni tanto pensavo, Cormons, una filandaia di Cormons che doveva andare a lavorare a Brazzano, siamo a 2,5 km. A quell'epoca non è che andava in macchina, andava a piedi, e quindi ci voleva probabilmente un'altra ora per andare sul posto di lavoro e un'altra ora per tornare. Quindi questi lavoratori veramente partivano all'alba, tornavano al tramonto e andavano a dormire. Quindi voglio dire, non era effettivamente una vita molto dura, insomma. Da cani proprio. Sì, e poi dopo pagati ma comunque diciamo soprattutto le donne, questo era un aspetto anche da sottolineare, percepivano uno stipendio, no? Quindi avevano pochi soldi ma avevano soldi, e siccome provenivano in genere da famiglie contadine, allora i contadini soldi proprio non ne avevano, cioè c'era, io ti do le uova e tu mi dai, c'era il baratto in pratica, no? E quindi questa vita veramente molto sacrificata significava per molte avere dei soldi e quindi contare in famiglia, perché erano quelle che portavano pochi soldi, però erano quelle che permettevano anche alla famiglia di
acquistare qualche cosa, quindi anche sì, la donna che si conquista in famiglia un ruolo, diciamo, che non era, sì, che comunque anche in famiglia si lavorava, perché la donna contadina lavorava nei campi, in più dopo doveva fare da mangiare a casa, lavare i panni, quindi quella che si alzava per prima e quella che andava a dormire per ultima, insomma, no? Quindi, però l'operaia aveva, diciamo, questo potere contrattuale, diciamolo fra virgolette, ovviamente, no? Si sono fatti molti passi avanti. Senz'altro. Da un certo punto di vista sì, è vero. Sì. La guerra tra i poveri è sempre rimasta. È sempre, infatti, purtroppo tutt'oggi rimane, no? Purtroppo, sì. Ma anche quella per gli stranieri rimane sempre. In Bangladesh lavorano per 3 ore e mezza, si devono pagare lo stipendio extra, la doccia. I croati, finché non erano in Europa, lavoravano per 5 euro all'ora ed erano a 2 passi da noi. Sì. Il straniero è sempre sfruttato bene. È vero, sì. Sì, perché... No, dicevo, qui in Sicilia vediamo tanti africani, tunisini che vengono sfruttati per la raccolta delle arance, della frutta, dei pomodori, ma dico sfruttati in modo bestiale, esagerato. E non c'è niente, nessuno che possa intervenire. In mezzo ai campi nessuno può controllare niente, ma stiamo parlando di un cantiere di Monfalcone, non stiamo parlando del campo in mezzo a nulla. E quindi discriminazione pesante, disonesta, non so come definirla. Dove ci sono i sindacati, dove c'è tutto un'organizzazione, non vedono. Sì, però anche nei campi, no? È vero che è più difficile controllare, però tutti quanti sanno, forze dell'ordine, tutti quanti sanno che in quel latifondo si lavora in questo modo, no? Come in cantiere tutti quanti sanno che molti lavorano in queste condizioni, insomma, no? Eppure è molto difficile, sì, non si riesce a capire perché continuino, no? Queste, soprattutto a Monfalcone, dove diciamo c'è anche una tradizione di lotte, c'è un sindacato forte, eppure è vero. Io direi che c'era un sindacato forte, non c'è più niente. Sì, anche perché nel 2020 si permettono queste situazioni, vuol dire che non c'è più niente, no? Siamo tornati indietro. No, è che oggi in cantiere i dipendenti del cantiere mi pare siano poco più di 1500, quanti sono? Adesso di preciso io non lo so, però in cantiere lavorano migliaia e migliaia di persone, no? Per cui quanti sono? 5-6 mila in tutto, circa sotto i 2.000 gli dipendenti. Quindi diciamo che più della metà sono dipendenti di ditte esterne che lavorano come lavorano, insomma, no? Quindi nel cantiere di Monfalcone, quindi immaginarsi in altre situazioni. Per cui anche a Monfalcone abbiamo i lavoratori che sono pienamente tutelati, che sono i dipendenti diretti di Fincantieri, e quelli che lo sono molto meno, insomma, no? Che devono subire ogni genere di ingiustizie. Ecco. Certo. Boh. Quindi la storia si ripete. È vero. Si impara poco. Magari allora un'ultima, cioè per continuare il ragionamento che facevamo l'altra volta, così magari questi ultimi 10 minuti avevamo parlato l'altra volta di come nasce il fascismo in queste terre, avevamo detto che era, diciamo, soprattutto un fascismo che trovava consensi fra i numerosi immigrati italiani e quindi che si era sviluppato in modo particolare a Trieste, e avevamo appunto detto che la prima sezione del fascio che si costituisce nella provincia di Gorizia è quella di Monfalcone, e non a caso, perché il fascio di Monfalcone che si costituisce nel giugno del 1920, quindi già in ritardo rispetto a quello nazionale e rispetto a quello triestino, si costituisce proprio per la volontà specifica del fascio triestino
di dar vita ad un fascio anche a Monfalcone, e si costituisce anche perché per la precisa volontà dei proprietari del cantiere di dar vita ad un fascio. Infatti il fascio triestino nasce con questo determinante appoggio dei fascisti triestini, che mettono a disposizione l'organizzazione per mettere in piedi il fascio, e con il sostegno economico dei consuli, cioè dei proprietari del cantiere, che finanziano l'operazione e mettono a disposizione gli uomini, nel senso che coloro che fondano il partito, il movimento, era ancora movimento, il movimento del fascio, sono impiegati e dirigenti del cantiere. Il primo segretario è Aurelio Barbettani, che era anche lui un toscano, era un pisano, era arrivato a lavorare, e quindi è interessante poi sapere che il fascio si costituisce nella sala convegni del circolo ufficiali dei bersaglieri, cioè il certo maggiore Boaro mette a disposizione dei fascisti la sala del circolo ufficiali per fondare questo movimento. Quindi questo dà l'idea di quali complicità ebbe fin dall'inizio il fascismo, quindi i proprietari del cantiere da un lato, le forze militari che guardavano con simpatia questo nascente movimento, che trova consensi all'interno iniziali, naturalmente, all'interno di questi numerosi immigrati che arrivano dall'Italia, e soprattutto, per quanto riguarda Monfalcone, all'interno dello stabilimento. E come era avvenuto a Trieste, immediatamente dopo la costituzione del fascio viene costituita subito la squadra d'azione, che anche questa avrà il sostegno del cantiere, perché a far parte della squadra d'azione saranno soprattutto i dipendenti del cantiere di Monfalcone, e i proprietari metteranno a disposizione, per esempio, i camion per far muovere le squadre, e addirittura daranno premi e gratifiche sullo stipendio a coloro che facevano parte delle squadre. Per cui il fascio di Monfalcone sarà particolarmente un fascio molto forte, che sarà protagonista delle prime spedizioni che vengono fatte subito dopo la sua fondazione. Forse l'avevo già detto, ma laddove si costituisce il fascio si costituisce anche la squadra d'azione, e cominciano le azioni violente nei confronti dei dirigenti sindacali, delle sedi di partito. Infatti le prime azioni vengono fatte non solo a Monfalcone, ma anche nei paesi attorno, nella Bassa Friulana, nel Monfalconese, dove vengono prese d'assalto le sedi delle Case del Popolo, dei circoli di cultura socialisti, e quindi c'è subito un aumento di queste azioni violente. Ma contemporaneamente al fascio, alla squadra d'azione, il movimento fascista apre un ufficio di collocamento. Al quale naturalmente si rivolgono i proprietari del cantiere per assumere il personale. Ed ecco che questo spiega la ragione per cui moltissimi operai del cantiere, tramite questi uffici di collocamento fascisti, verranno fatti arrivare dal sud, soprattutto dalle Puglie, e quindi saranno numerosi quelli che verranno assunti dal cantiere, anche perché il cantiere, come dicevo prima, come avveniva prima della guerra, aveva tutto l'interesse a sostituire il personale locale, che in buona parte era sindacalizzato, che era socialista, che scioperava, e quindi lo sostituiva con questo personale che arrivava da altre zone d'Italia.
quindi c'era questo interesse. Proprio il fatto che a Monfalcone sia nato questo movimento che immediatamente dà vita a devastazioni in giro per il territorio, provoca già nel settembre del 20 uno sciopero indetto appunto dalle associazioni dei lavoratori e da parte del Partito Socialista, uno sciopero contro le violenze fasciste. Perché avviene questo? Perché nel corso di una manifestazione di operai del cantiere, soprattutto di muratori che lavoravano all'interno del cantiere, c'è un comizio in piazza a Monfalcone, e durante questo comizio appunto il segretario del fascio, questo Barbettani, assieme ad altri 2 o 3 fascisti, interviene, spara contro questo comizio, e ne nasce una gran confusione, per cui intervengono i guardie regie, salvano i 2 o 3 fascisti che avevano sparato dal linciaggio, però questo avviene il 28 agosto del 20, immediatamente viene proclamato uno sciopero antifascista a Monfalcone. Questo sciopero ha buon successo in città, tanto che il 1° di settembre, per decisione delle Camere del Lavoro regionali, viene esteso a tutto il litorale, quindi a tutta la regione. Quindi da Monfalcone c'è questo sciopero antifascista che si estende in tutta la regione, che provoca però soprattutto a Trieste e nei paesi costieri istriani diciamo la violenta reazione dei fascisti che distruggeranno le Camere del Lavoro, insomma ci sarà, e si concluderà dopo quasi una decina di giorni, il 7 di settembre, quando arriverà a Trieste una delegazione nazionale del Partito Socialista che troverà un accordo con il governatore civile della Venezia Giulia e diciamo verrà posto fine a questo sciopero, a questa grande manifestazione, mobilitazione socialista che avviene in quel momento. Però c'è anche da aggiungere che proprio a Monfalcone si registrerà anche il primo morto, ecco, aggiungiamo anche questo, perché questo avviene l'11 febbraio del 1921, siamo già a oltre 6 mesi dalla Costituzione del fascio, però alla fine del 20 e i primi mesi del 21 si registra un accresciuto episodi di violenza da parte dei fascisti. E l'11 di febbraio, all'interno del cantiere di Monfalcone, viene proclamato uno sciopero perché il giorno precedente a Trieste i fascisti avevano preso d'assalto la tipografia del giornale diventato comunista Il Lavoratore e l'avevano incendiata e distrutta. Quindi i lavoratori del cantiere l'11 febbraio scendono in sciopero e si riuniscono davanti alla sede della direzione chiedendo l'allontanamento degli squadristi dal cantiere di Monfalcone. Interviene nel corso di questa manifestazione un gruppo di squadristi che spara contro i lavoratori che si trovano riuniti davanti alla sede della direzione e uccidono un operaio, si chiamava Francesco Stranic, CH finale, e quindi c'è anche il primo morto che si registra proprio a Monfalcone all'interno del cantiere. Quindi è un movimento che si manifesta immediatamente appunto per le azioni di violenza che pone in atto non solo nella città dove nasce, ma anche nel comprensorio, anche perché questi fasci avevano
un po' preso il modello di cui vi parlavo, il modello triestino, per cui nelle azioni venivano riuniti tutti i fasci della zona, si andava tutti assieme con i camion dei cantieri nei vari paesi, e quindi in massa si riusciva ad ottenere il risultato voluto, che era quello della distruzione, dell'incendio di una sede, diciamo, di bastonare qualche dirigente politico o sindacale, socialista o comunista. E inizialmente l'obiettivo delle squadre fasciste sarà, come vi dicevo all'inizio, saranno le organizzazioni dei lavoratori, quindi i sindacati da un lato e il partito, e le sedi del partito socialista. Vedremo dopo, quando nascerà, che nascerà molto più tardi, il fascio goriziano. A Gorizia invece avrà diciamo un altro obiettivo, oltre a quello di andare a colpire le sedi sindacali, saranno gli sloveni, quindi le istituzioni politiche, culturali, economiche della comunità slovena. Come dicevo inizialmente l'altra volta, qui il fascismo ebbe diciamo due obiettivi, cioè ebbe degli obiettivi diversi da quello nazionale. Colpiva, cioè da un lato l'avversario era il movimento operaio, il movimento socialista, dall'altro era la comunità slava, intendendo quella slovena nella provincia di Gorizia, ma anche quella croata nella provincia di Pola. Quindi l'obiettivo dei fascisti era anche quello di italianizzare queste terre, appunto distruggendo le altre comunità nazionali, quindi gli sloveni e i croati. Io mi fermo qui.